La 61esima Biennale d'Arte ha aperto ufficialmente con l'anteprima Forte Marghera, l'arte più potente di ogni prepotenza, dice il presidente della Fondazione Buttafuoco. Nessuna notizia sulla partecipazione dell'Iran. Lo strappo con il governo per il caso del padiglione della Russia continua ad animare la vigilia della vernice. Appello del sindaco Brugnaro perché il ministro Giuli venga a visitare la Biennale in estate. Violenza nei confronti di una capotreno in servizio. Un uomo si è avvicinato e strattonandola le ha rubato il tablet di servizio. Fermato, scattata la denuncia da parte della donna. Paura a Marghera, nel primo pomeriggio divampato un incendio tra le sterpaglie di un'area abbandonata in via Bottenigo. Fiamme domate anche con l'aiuto dei lavoratori delle aziende vicine. La vigilia dei funerali di Alex Zanardi a Padova, attese per domani migliaia di persone. Sarà lutto regionale, maxi schermo all'esterno di Santa Giustina, diretta su Antenna 3 dalle 10. Crisi della pesca in mattinata, a Mestre l'incontro tra eurodeputati, parlamentari, consiglieri regionali e rappresentanti delle categorie. L'assessore Bond annuncia un tavolo permanente per monitorare la crisi. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione che torna a partire dalle 21 su Antenna 3. Vi chiediamo basi USA, via i soldati, all'Italia conviene? Se sì, il numero è quello in verde, se no quello in rosso. Come sempre la chiamata è gratuita, il sondaggio che chiaramente trae spunto dall'attualità e dal quadro geopolitico che, come sapete, è in rapidissima evoluzione. L'esito del sondaggio quindi questa sera a Ring con Nicola Zanetti. E un altro fronte caldo, caldissimo di questi giorni è rappresentato sicuramente non solo a livello nazionale dalla Biennale d'Arte. Ormai ci siamo, la Biennale delle polemiche è al via. Venezia sta con Pietrangelo Buttafuoco e si schiera verso l'autonomia della Fondazione La Biennale di Venezia. A Forte Marghera, l'inaugurazione che da 10 anni è diventata una piacevole consuetudine, portare l'arte e l'architettura anche in terraferma. Il presidente non entra nel merito delle discussioni di queste settimane, mai cita esplicitamente le divergenze con il ministro ai beni culturali Alessandro Giuli, ma presentando quello che dal 2019 è diventato un padiglione ufficiale della Biennale di Venezia di terraferma, dice: siamo circondati da fatti d'arte, siamo circondati dalla contemporaneità. Intorno a noi i giorni difficili e complicati di questa nostra esistenza. La storia bussa alle porte di quello che non è mai una decorazione, ma il sentimento profondo che attraversa l'arte. Mi piace ripercorrere la proposta di Fabrice Aragnot e individuare nelle 5 dita che preannunciano la mano un racconto a noi contemporaneo. Nelle prossime ore al via la vernice ai giardini fino a venerdì. Saranno 100 i padiglioni nazionali presenti, con alcuni cambiamenti dell'ultimo minuto decisi dai singoli stati. Fuori l'Iran, che non ci sarà, dentro la Tanzania e le Seychelles. Voluto sottolineare la felice alchimia di una fondazione qual è la Biennale di Venezia, che si riconosce nei suoi interlocutori, e quindi la città di Venezia, la regione Veneto, ringraziando i cittadini anche in questo che è a tutti gli effetti l'inizio di questa mostra. Questo dolcissimo calore che ci saluta mi dà la possibilità di dire il mio grazie e di ringraziare Koyo Kuo, perché questa meravigliosa mostra saprà raccontare un domani migliore.
Ma resta lo strappo con il governo per il caso del padiglione della Russia e in tal senso c'è un appello del sindaco Brugnaro perché il ministro Giuli venga a visitare la Biennale in estate. Mi dispiace quando magari si rompono dei rapporti interpersonali, ecco, quello sì, per cui io anche oggi, lo faccio ancora volentieri anche adesso, lancio un appello al ministro Giuli perché insomma durante la Biennale, se non adesso in questi giorni, ormai la posizione l'ha presa, è difficile che possa cambiare idea in questi giorni, ma diciamo che durante l'estate, io non sarò più sindaco, ministro, però se vuoi un abbraccio te lo do io, facciamo un incontro tra te e il presidente Buttafuoco, perché credo che al di là delle legittime posizioni reciproche bisogna continuare a trovare quel consenso personale che non deve mai venir meno e credo che sarà così. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, anche vicepresidente della Fondazione della Biennale di Venezia, ribadisce il pieno sostegno al presidente Pietrangelo Buttafuoco. Noi non siamo in guerra col popolo russo, noi siamo contro le azioni che la Federazione Russa ha messo in piedi, tragiche, in Ucraina, ma non siamo contro il popolo russo. I popoli bisogna riuscire a farli parlare, a farli dialogare. La cultura è la cosa più importante, ecco perché la Biennale. Sarà una Biennale storica questa, io sono orgoglioso assieme anche al Presidente della Regione di aver difeso il Presidente Buttafuoco, continueremo a farlo. Altro tema delicato è quello del licenziamento di Beatrice Venezi dal Teatro La Fenice. Che sia stata offesa pubblicamente a livello mondiale è un dato certo e per cui io penso che forse le ultime esternazioni che sono arrivate dall'Argentina su una sua intervista, io non so se sia stata deformata o meno, a noi sono arrivate queste comunicazioni quasi ufficiali a livello mondiale dove diceva che c'era nepotismo e sembrava, leggendo l'intervista o leggendo i retroscena che venivano fuori, che ci fosse un'accusa generalizzata. Questo non lo possiamo accettare perché non c'è nessun nepotismo nella Fenice, se non casi singoli che dovrà lei eventualmente raccontare e dire, come poi mi pare che abbia fatto. La cosa che a me dispiace è lasciare e per cui è stata licenziata. Io sognavo il giorno di entrare con lei, andare a sentire le prove insieme, vedere qualche bella scazzottata anche verbale se era il caso. Sì, ma è così perché lei è stata offesa, aveva tutto il diritto di replicare, però era meglio replicare in faccia alle persone, mai sugli organi di stampa eccetera. Io speravo di poterla portare a fare le passeggiate all'interno perché mi sarebbe piaciuto essere testimone e aver provato a sentire se davvero le accuse che le venivano rivolte avevano un senso o se, come io penso, siano cose legate molto alla paura e secondo me anche ad altre cose, questioni probabilmente di natura politica o partitica, ci sono le elezioni comunali. Io ritengo e spero che prima o poi, auguro grande successo a Beatrice, non ritengo meritevole di questo modo di essere trattata. E alla Biennale arriva anche il sostegno alla flottiglia, si prepara la mobilitazione. Giù le mani dalla Global Sumud Flottiglia, ma non ci fermiamo qua, l'8 maggio torneremo in piazza per respingere la presenza del padiglione israeliano all'edizione della Biennale di quest'anno. Continua il sostegno agli attivisti fermati dalla Marina israeliana a 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di distanza dalla costa di Gaza, indetto uno sciopero dei centri sociali per la preapertura della Biennale di Venezia il prossimo 8 maggio. E noi non ci stiamo. Siamo solidari con la Global Sumud Flottiglia, con il popolo palestinese. Tra gli attivisti arrestati, 21 sono italiani, tra loro anche il trevigiano Luca Cuzzato del centro sociale Django e Anna Ghedina Padovana del Pedro, ora tornati a casa. Il blitz alle navi arrivato dopo 5 giorni di navigazione. Noi non ci stiamo e quindi l'8 maggio alle 16:30 ci troveremo in Viale Garibaldi per un corteo. Sarà associato anche allo sciopero dei lavoratori culturali. La cronaca, violenza nei confronti di una capotreno in servizio, un uomo si è avvicinato e strattonandola le ha rubato il tablet, è stato fermato. È stata aggredita mentre svolgeva il suo lavoro. Una capotreno in servizio in un convoglio in partenza dalla stazione di Venezia Santa Lucia e diretta verso il Trevigiano è stata avvicinata da un uomo originario dell'Est Europa che con violenza le ha strappato di mano il tablet aziendale. Una colluttazione durata qualche secondo. La donna non voleva abbandonare lo strumento che le consente di svolgere le sue mansioni all'interno dei treni. Ad avere la meglio l'uomo che con irruenza le ha strappato di mano il tablet per poi scappare
irregolare. Immediata la denuncia alla polizia ferroviaria. A poche ore dal fatto l'uomo è stato rintracciato mentre proseguono le indagini per capire il perché della violenza. Forse all'origine l'idea di poter ricavare del denaro vendendo il dispositivo. Sostegno alla capotreno aggredita espresso fermamente dal sindacato dei ferrovieri del Veneto. Sempre per la cronaca, incendio nel primo pomeriggio a Marghera. Noi lavoriamo qui dietro, lavoriamo nel capannone qua a fianco, abbiamo visto arrivare fumo qua, ci siamo subito arrivati con l'estintore e abbiamo trovato anche loro qui, abbiamo chiamato immediatamente i vigili del fuoco e cercato di spegnere qualcosa con i nostri estintori dell'ufficio sul bordo della strada perché stava dirampando su tutto il bordo della strada e sulle ringhiere. Sono stati loro, i dipendenti delle aziende vicine, ad accorrere per primi verso le fiamme e cercare di domare l'incendio che continuava a propagarsi tra le sterpaglie del boschetto abbandonato e transennato di via Bottenigo nella zona industriale di Marghera. Ho visto il fumo e poi le fiamme che dagli alberi hanno cominciato le fiamme, colto e tutto, poi insomma portano comunque mondizie, robe. Abbiamo cercato di calmierare un attimo sul bordo della strada perché passavano le macchine. Abbiamo chiamato subito i vigili del fuoco, la polizia e c'erano loro i nostri vicini e abbiamo cercato di essere subito presenti per dare le prime indicazioni ai vigili del fuoco. L'allarme è lanciato intorno alle 14, ma i vigili del fuoco giunti sul posto con 2 camionette hanno impiegato più di 2 ore per spegnere i tanti focolai che continuavano ad accendersi qua e là, complice il vento e la lanugine dei pioppi che nelle scorse settimane si è depositata a terra e che ha accelerato la diffusione del calore e delle fiamme, danneggiato anche un palo della luce di Enel. La zona è stata interdetta al traffico anche a causa delle tante bombole di gas presenti e abbandonate all'interno dell'area. Paura a New York per un aereo proveniente da Venezia. Era in arrivo all'aeroporto internazionale di Newark Liberty nel New Jersey l'aereo della United Airlines proveniente da Venezia che durante la fase di atterraggio ha urtato un palo della luce e un camion per le consegne lungo l'autostrada che costeggia l'area aeroportuale poco prima di toccare terra. L'incidente è domenica 3 maggio alle 14 ora locale di New York. Secondo quanto riferito dalle autorità statunitensi, il Boeing 767 è riuscito ad atterrare in sicurezza e raggiungere il gate. A bordo oltre 200 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Nessuno di loro ha riportato ferite. Nell'impatto è rimasto coinvolto anche il furgone. Le immagini diventate virali riprese dalla telecamera interna di sicurezza del veicolo mostrano gli attimi dello scontro. L'autista è stato trasportato in ospedale con ferite lievi da taglio ed è stato successivamente dimesso. In corso le indagini per accertare le cause dell'incidente. La vigilia dei funerali di Alex Zanardi a Padova attese per domani migliaia di persone. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha proclamato il lutto regionale. Bandiere a mezz'aste in tutti gli edifici regionali e lutto in tutto il Veneto per i funerali di Alex Zanardi che si svolgeranno a Padova nella Basilica di Santa Giustina. Il presidente Alberto Stefani ha proclamato il lutto regionale in segno di cordoglio e vicinanza al dolore della famiglia del campione morto venerdì 1 maggio. La scomparsa di Zanardi ha suscitato grande commozione in tutto il Veneto, regione con cui aveva un forte legame scegliendola come sua casa. Il Veneto intende manifestare il dolore della comunità intera e testimoniare che l'esempio che Alex lascia sarà sempre un modello e un'ispirazione per generazioni di giovani e di persone a cui la vita riserva difficoltà, ha sottolineato il presidente Stefani, che domani mattina parteciperà alle esequie a Padova insieme a tante altre istituzioni. In città, come rappresentante del governo, dovrebbe arrivare il ministro dello sport Andrea Bodi. Oggi al Quirinale, incontrando le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Alex Zanardi, una persona di grande spessore umano, capace di motivare i giovani. Zanardi non soltanto richiama affetto ed ammirazione, ma anche un futuro di riconoscenza. Queste sono le figure che illuminano il nostro sport e danno il senso dell'importanza dello sport nella società, ha detto Mattarella. A Padova, per salutare il grande campione, non solo di sport ma anche di vita, sono previste migliaia di persone, non solo famosi come Fabio Fazio, Gianni Morandi e Bebe Vio, ma tanta gente comune. Ciao Alex, pedala libero.
pedala libero per l'universo. Ad officiare il funerale Don Marco Pozza, il cappellano del carcere di Padova, con cui Zanardi aveva un rapporto di profonda amicizia. Insieme a Don Marco ci sarà anche padre Federico Lauretta della Basilica di Santa Giustina. Previsto anche un maxi schermo. Il feretro intorno alle 10:30 di domani mattina lascerà la struttura dell'OIC della Mandria, dove Zanardi era ricoverato da tempo, protetto dalla famiglia che in questi anni ha sempre custodito la privacy del campione dopo l'incidente in Toscana con l'handbike nel giugno del 2020. L'ultimo viaggio di Alex tra l'abbraccio dei tanti a cui lui ha insegnato il coraggio e la forza di vivere. Much more than this, I did it my way. Alessandro Zanardi. La nostra emittente Antenna 3 sarà in diretta dalle 10 per seguire la mattinata dell'ultimo saluto al pilota e campione paralimpico. All'esterno della Basilica, come già accaduto per l'addio Giulia Cecchettin, sarà allestito un maxi schermo per consentire a chi si troverà nel sagrato di seguire la cerimonia. Per tutti gli altri che vorranno partecipare, anche se da lontano, immagini, collegamenti e testimonianze qui sulla nostra emittente a partire dalle 10. Crisi della pesca, questa mattina a Mestre un importante vertice. Questi i risultati. L'obiettivo è quello di individuare con le categorie i singoli problemi, che in parte li conosciamo, in parte non li conosciamo, le singole opportunità che in parte sappiamo, in parte non le sappiamo, e formalizzarle e poi renderle partecipi in termini di collaborazione a tutti i soggetti che hanno un potere decisionale. È il quadro emerso dall'incontro convocato a Mestre dall'assessore regionale alla pesca Dario Bond, che ha riunito eurodeputati, parlamentari, consiglieri regionali e rappresentanti delle categorie. La crisi della pesca nell'Alto Adriatico ha raggiunto ormai un punto critico e istituzioni e operatori del settore cercano risposte urgenti. Il distretto Alto Adriatico, ma soprattutto il Golfo di Venezia, che vede per i cambiamenti climatici in ginocchio la molluschicoltura innanzitutto, sia delle lagune che del mare. Ha visto dal 2023 in poi tutta una serie di eventi climatici che hanno messo in ginocchio un settore che a dir poco conta 500 milioni di euro l'anno. Dobbiamo unire le forze in un momento molto particolare e anche delicato della pesca e del distretto dell'Alto Adriatico. Una crisi senza precedenti, l'ha definita l'assessore Bond, che colpisce contemporaneamente ambiente, economia e lavoro, annunciando così la prossima istituzione del tavolo interistituzionale sulla pesca, un organismo che sarà formalizzato dalla giunta regionale e che avrà il compito di riunire con continuità tutti i soggetti coinvolti per individuare interventi concreti e immediati. Un tavolo che a nostro auspicio è innanzitutto operativo, perché in questi casi serve l'operatività, ma mettere assieme la politica che conta, la politica che può cambiare le cose, la politica che deve dare gli indirizzi, credo sia fondamentale e strategico. Un insieme, un gruppo, una collaborazione per uscire e cercare di dare delle risposte a questo comparto che sta male, che è in sofferenza, ma che insomma alla fine può anche trovare un'alba. E una svolta economica radicale per rilanciare Mestre e Venezia è chiesta da Michele Boldrin, candidato sindaco di Ora, che propone un piano di attrazione per investimenti e imprese internazionali. Un sindaco di una città come Venezia deve avere la capacità di diventare ambasciatore di Venezia nel mondo. Per Michele Boldrin, candidato sindaco con Ora, il comune di Venezia si salva innanzitutto rilanciando la sua economia, rendendolo attrattivo verso un'imprenditoria internazionale e delle forme di sviluppo che portino benessere. Se Venezia e Mestre sono due città che si spopolano e con un reddito medio sempre più basso, non è un caso. È il frutto di una politica miope e incapace di programmare un futuro che andasse oltre il turismo. È strapieno di gente preparata, intelligente, con voglia di lavorare e così via, con grande capitale umano che a Venezia ci verrebbe. Devi andartela a trovare, devi convincere chi vuole investire, venire assieme a loro che vale la pena, e poi devi fare le cose ovvie che non le elenco perché altrimenti le rispondo troppo a lungo, per rendere Venezia abitabile da persone che non fanno né i turisti né i servizi ai turisti, ma che fanno gli ingegneri, i chimici, i fisici, gli economisti, gli amministratori. Da anni invece, secondo Boldrin, le uniche forme
forme di imprenditoria di una città lasciata in balia di se stessa sono quelle dei fondi esteri che comprano un palazzo per trasformarlo in albergo. L'impatto economico è bassissimo. Né si può pensare di fare conto unicamente sui fondi della legge speciale per Venezia, perché la capacità di spesa dello Stato, che qui versa già parecchio anche solo per far funzionare il Mose, è limitata. Mestre ha bisogno lo stesso di attirare, forse più sul piano industriale. Venendo qua discutevo con un grosso dirigente di un'azienda italiana che guarda caso opera negli Stati Uniti e dice certo sul disastro chiamato Vega. Mestre ha lo stesso bisogno, deve riqualificare la sua occupazione, deve attirare industria nel senso di attività economica, dirigenziale, terziario avanzato per avere persone che guadagnano soldi, deve cominciare a rispettare e a elevare di status sociale i 40.000 immigranti, tra cui moltissime migliaia che tengono in piedi Fincantieri invece di trattarli come miserabili, perché sono invece delle persone che possono diventare cittadine, operose e così via. Il benessere vissuto a Mestre fino agli anni 80 e 90 stride con la povertà di un quadro attuale che paga dazio alla mancanza di rinnovamento e alla conseguente desertificazione di Porto Marghera, che peraltro oggi produce prevalentemente posti di lavoro a basso reddito. Ci vorrebbe un'agenzia di sviluppo in grado di intercettare e favorire l'insediamento di imprese, e Boldrin appare sinceramente stupito dell'inerzia e della scarsità di visione politica di fronte al crollo demografico ed economico degli ultimi anni. Invece di buttare 300 milioni per farsi il palazzetto proprio, c'è una quantità di lavoro edilizio, residenziale, urbanistico di recupero da fare a Mestre, qui sulla Gronda Lagunare, a Forte Marghera, Villaggio San Marco e così via. Villaggio Laguna, ecco, io i soldi li avrei spesi là. Da Venezia è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.